Scompaiono i consorzi ASI, nasce l'IRSAP, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che assorbirà gli esistenti consorzi che si trasformano in uffici periferici. L'IRSAP avrà un consiglio d'amministrazione composto da 5 membri nominati con decreto dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore alle attività produttive. È prevista la presenza di un direttore generale scelto tra i dirigenti di prima fascia dell'amministrazione regionale e tra i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, mentre la consulta è l'organo di indirizzo dell'istituto ed è composto da 13 membri. Comporranno l'IRSAP, un esponente dell'ANCI e 3 delle organizzazioni sindacali. Per l'istruttoria delle istanze e il rilascio dell'autorizzazione, l'istituto si avvarrà degli uffici periferici. La legge prevede che entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del privato, l'autorizzazione unica si intende rilasciata per silenzio. La riforma approvata dall'Assemblea regionale siciliana è definita un atto epocale dall'assessore alle attività produttive Marco Venturi, secondo il quale consentirà risparmi annuali per 4 milioni di euro. L'istituto, spiega l'assessore, sarà un organismo snello, rapido ed efficiente per dare risposte celeri e in tempi certi attraverso la creazione di zone industriali a burocrazia zero. Soppressi circa 800 posti di sottogoverno tra consigli generali e direttivi e diminuzione dei direttori generali. Dopo l'approvazione della pianta organica, solo il personale a tempo indeterminato transiterà all'IRSAP, complessivamente 187 dipendenti, 32 dei quali inquadrati nella fascia dirigenziale. Ancora una volta, afferma il presidente Raffaele Lombardo, si mette in campo una legge che mostra la capacità del governo e del Parlamento siciliano di recepire le istanze provenienti dal territorio e dalle categorie produttive e dare opportune risposte in tempi adeguati. Numerosi i commenti politici. È stata esitata una legge di valenza storica, dice il capogruppo dell'MPA all'Ars Francesco Musotto, che riordina il sistema delle ASI. Un'altra riforma del governo lombardo per la Sicilia in un contesto economico che richiede sostegno all'imprenditoria. Se la legge è stata approvata, rimarca invece il capogruppo del PDL Innocenzo Leontini, lo si deve ancora una volta al senso di responsabilità dell'opposizione, del PDL, che critica però l'intento di centralizzare il tutto, a partire dalla vocazione a sé da parte della Regione di procedure che dovrebbero essere invece decentralizzate sul territorio. Si mette alla parola fine ai carrozzoni il commento del capogruppo del PD Antonello Cracolici e del deputato Pino Apprendi. È un altro tassello nella regione che cambia e consente di risparmiare.